Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, buon venerdì a tutti quanti e vi ricordo subito il numero telefonico per intervenire 049 4906 054. Questo venerdì è un venerdì di informazione soprattutto perché parleremo delle utenze domestiche, delle bollette, in particolare della luce e del gas, perché dovevamo fare una scelta tecnicamente il 1° luglio del 2019, ci hanno detto no, scegliete più avanti nel 2020. Certo, cosa andiamo a scegliere? Se non sappiamo dobbiamo conoscere. Allora, per conoscere che cosa è il mercato libero, che cosa significa la fine del mercato tutelato e dove sono questi sconti farlocchi, abbiamo bisogno di conoscere. Quindi siamo con Boris Caldar, imprenditore, benvenuto. Buongiorno. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi il professor Massimo Bustreo, psicologo dei consumi e qua di analisi, altro che uccidi la madre, diceva Freud, no? Siamo proprio quasi quasi ucciderebbero delle aziende. E il piacere di avere in studio con noi, io penso, il paziente Lino Bertin, presidente di ANACI Veneto, che lei riunisce tutti gli amministratori di condominio. Di ANACI, sì, chiaro. Quindi è paziente? Beh, cerco di esserlo. Ogni 2 secondi o chiami il pediatra, il medico o l'amministratore, è chiaro, certo. Questa è l'epoca moderna. Allora, il mercato tutelato a spanne, perché i dati non sono mai chiari quando si parla di questo, coinvolge circa 20 milioni di utenti, c'è chi dice 17, chi dice 20, 22, se volete mettere all'otto noi ve li diamo anche, e si tratta di soggetti che non hanno ancora fatto una scelta. Ci sono montagne di fornitori, 500, 600, 400, anche qui i dati non sono chiari, soprattutto chi è serio, e qual è il problema? Tutto questo internet che avanza, questo online che ti risponde, però a un certo punto quando sei arrabbiato hai bisogno di un front office, qualcuno con cui parlare. Allora, Boris Caldar, senta, 9 italiani su 10 non conoscono i consumi dell'energia elettrica e del gas. È molto grave perché 9 su 10, insomma, ecco. Il 13,1% dei consumatori sono solo consapevoli rispetto ai consumi dell'energia elettrica, l'8,3% ammette di conoscere quelli del gas. Diciamo in Veneto siamo un po' più bravetti perché siamo consapevoli dei consumi dell'energia per il 13,3% e in Trentino Alto Adige, dove ci vedono e li saluto, per il 12,8%. Siamo virtuosi nello specifico per la corrente elettrica del 15,8% e del gas 10%. Stiamo messi bene, Caldar? No, direi di no, cioè non stiamo messi bene, però in questo direi possiamo fare anche un mea culpa, nel senso che l'utente da parte sua ha sì delle informazioni, ma le informazioni che ha in suo possesso, che può trarre dalla bolletta, non sono oggettivamente così chiare, così facili da interpretare, perciò voglio dire, si fa presto a dire uno non conosce i suoi consumi, non conosce le componenti della sua bolletta, però gliele abbiamo mai spiegate chiaramente? Cioè c'è stato qualcuno che ha fatto un po' di chiarezza su questo? Cioè lei mi dice ci vorrebbe una stella di Rosetta, come è stato spiegato il geroglifico egiziano, per capire le bollette, giusto? Assolutamente. Allora siamo qua per questo. Allora intanto cominciamo a sentire questa storia, il mercato tutelato sta per finire, attenzione, cioè numeri, la gente non capisce che cos'è il mercato tutelato e cosa sta succedendo adesso, perché comunque si calcola che nel corso del 2019 una bella cifra di italiani andranno invece a fare delle scelte diverse, si portano avanti per non trovarsi all'ultimo momento. Ecco. Assolutamente, allora magari facciamo anche un po' di chiarezza su questo. Il mercato, l'utente oggi può scegliere tra il mercato tutelato e il mercato libero. Il mercato tutelato che costituisce, cioè che rappresenta tutto quel mercato che una volta si chiamava vincolato, e cioè allarga fino a tutti quei clienti che non avevano effettuato mai una scelta di un fornitore. Le condizioni del mercato tutelato sono regolate completamente dall'autorità, perciò le condizioni economiche non sono frutto di una negoziazione con un fornitore, ma sono quelle che l'autorità periodicamente fissa. Assolutamente fissa. Il mercato libero invece è appunto frutto di una negoziazione, perciò l'utente ha liberamente scelto o in teoria negoziato, in teoria ha compreso qual è stata l'offerta che il fornitore gli ha fatto ed ha aderito a quell'offerta. Dico una cosa che
può sembrare di una banalità assoluta, però per qualcuno che magari ancora non si rende conto di dove è collocato, è facilmente desumibile dalla parte sinistra in alto del frontespizio della bolletta, dove uno legge chiaramente la dicitura mercato libero o mercato tutela o servizi di tutela. Quindi io ho la mia bolletta in mano, la sto guardando adesso, guardo in alto a sinistra del mio foglio e vedo queste due. E vedo scritto mercato libero, vuol dire che in qualche momento ho fatto una scelta. A me è saputo, mi hanno telefonato, e siccome è valida può essere che uno lo scopra oggi. Se invece sono ancora, diciamo, tra quelli che non hanno effettuato una scelta, perciò sono uno di quei 20 milioni, c'è scritto in alto servizio di tutela o mercato di tutela. È che non è una cosa insomma così banale, già questa è una scoperta. Allora ci sono, tra l'altro come dicevo prima, nel 2019 ci saranno 17 milioni di consumatori che a prescindere dal mercato tutelato o il mercato libero, cercheranno di cambiare fornitore per che cosa? Per avere dei costi un po', per ridurre proprio i costi della bolletta. Quindi c'è questa confusione, questa centrifuga, questa lavatrice, e quale deve essere un elemento certo e chiaro affinché il consumatore sia orientato bene, che capisca che è un'azienda magari strutturata? Allora, qui purtroppo ci addentriamo in un oceano di informazioni e devo dire che anche gli operatori sul mercato libero sono tanti, perciò gli input che ci arrivano sono molti e molteplici. Purtroppo devo anche dire questo, la componente materia prima nella composizione della bolletta pesa pochino, nel senso che arriviamo a uno scarso 40%, perciò voglio quindi dire... se io pago 100 euro di energia elettrica vuol dire che quel 40% diciamo, è una componente fissa che non posso cambiare. Vuol dire che se io pago 100 euro di bolletta, circa 40 euro rappresentano la quota di materia prima su cui diciamo, possiamo avere questa trattativa, possiamo discutere sul valore. Il resto rappresentano servizi di rete, oneri di sistema, imposte, perciò voglio dire sono fuori dal dominio della società di vendita. Quindi già qualcuno che ti viene a dire che su quel 60% ti fa uno sconto, già qualcuno che ti viene a dire ti faccio il 30% di sconto sulla bolletta, mi viene da dire che sia una cosa poco probabile. Qual è una cosa onesta, ad esempio, che anche voi fate e dite attenzione, questa è una soglia massima di scontistica, comunque se si può, cioè capire un range. Ma allora, tenete presente questo, un consumatore domestico ha un volume di consumo abbastanza contenuto. I margini operativi degli operatori del mercato libero sono molto compressi, perciò voglio dire, in un consumatore che ha un consumo così piccolo, comunque non ci possono essere grandi valori, non parliamo mai di grandi valori. E devo dire anche che l'acquirente unico nell'elaborare i prezzi del mercato di tutela ha fatto anche il suo lavoro, perciò voglio dire ha creato delle condizioni, è riuscito ad avere delle condizioni che sono buone, perciò il risparmio rispetto al tutela può essere di proporzioni abbastanza contenute, insomma non possiamo parlare di grandi numeri. Ecco, allora avete capito, già chi viene a raccontare numeri, soprattutto come anche siamo in periodo di saldi, vi dicono sconti del 70-80%, ma ci sono dei dubbi, o stanno per chiudere o ti danno qualcosa di 3 collezioni fa. Sì, o mi viene da dire lo sconto rispetto a cosa, perché voglio dire ci può essere lo sconto rispetto a tante cose, cioè, uno sconto in valore assoluto può... Allora, avete capito quanto è difficile? Allora, la cosa più difficile è intanto capire dove siete, se siete sul mercato libero, se siete sul mercato tutelato, quindi prendetevi anche le bollette. 049 49 06 054, allora io devo andare in pubblicità recupero, poi subito dopo i nostri due ospiti e ci racconterà questo psicologo dei consumi, e sembrerà anche psicologo di condominio secondo me, perché la gente, sapete che gli omicidi sono molto elevati nei vari condomini e la maggior parte delle cause legali, se non mi ricordo male, quasi 3 milioni di cause legali sono tutte dovute al condominio, ai felici rapporti di buon condominio, ce lo insegnava Hitchcock. Allora, torniamo dopo la pubblicità. 049 49 06 054, se avete domande i nostri ospiti sono a disposizione, bolletta alla mano vi danno una risposta. Qui
siamo tornati con la nostra diretta 049 49 06 054. Avete preso la bolletta in mano, vi siete resi conto e avete avuto una sorpresa oggi, insomma, conquistate, almeno qualcuno ha delle certezze. Pronto, buongiorno. Pronto? Sono Giusy, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Buongiorno Giusy. Allora, lo sconto non viene detratto dalle accise, cioè le tasse, perché quelle sono sempre fisse. Se io spendo 10 euro del gas, cioè la materia prima, se mi fanno lo sconto di 60%, vengo a pagare 4 euro? Non è possibile? Il 60%, ragazzi, bisognerebbe essere stupidi per non capire queste cose qua. Però... sono degli imbrogli, perché tu le accise le paghi tutte, perché ci sono spese del trasporto, sempre del trasporto del contatore, ci sono delle spese, sicché nelle accise tu le paghi sempre tutte intere. Signora Giusy, secondo me può riscaldare la contatterà per farle da... Vi ringrazio. Grazie, secondo me lei deve contattare la nostra telespettatrice come... Io vorrei avere a che fare solo con persone come Giusy. Allora, intanto io avviso i miei colleghi il livello della diretta, io non vi sento più, quindi se volete mandarmi telefonate avete il vostro sistema, ognuno ha il suo. Allora, Massimo Bussola, ha sentito anche questa nostra telespettatrice che, come diceva, c'è del marcio in Danimarca, allora diceva, attenzione, se Caldara mi sta spiegando che quelle sono le tasse, dove me lo fanno su sconto? Cioè la chiarezza, la comunicazione, il consumatore che è bersagliato da 100.000 telefonate, c'era stato il registro delle opposizioni, poi dopo dici sì, dici no, magari ti ha chiesto era bello il meteo, tu hai detto di sì, ti registro, viene meno il concetto di fiducia e di trasparenza. Sì, per riuscire a capire se lo sconto è reale, verosimile o è uno specchietto per le allodole, bisogna saper far di conto. Il problema fondamentale è che molti consumatori non sono stati educati o non hanno avuto l'occasione di poter apprendere, avere informazioni precise, dettagliate, anche accompagnate rispetto a quelli che sono i professionisti del settore. Quindi si trovano all'interno di un sistema informativo enorme, molto vasto, di difficile gestione. All'interno di un sistema di difficile gestione, il passo successivo, che è quello di a chi do fiducia, di chi mi fido, ha un'anticipazione già di difficoltà intrinseca, di natura propria. Ecco perché, come giustamente diceva Caldara prima, è importante che qualcuno si faccia carico, soprattutto adesso, non diciamo che è troppo tardi, no? C'è questo tempo ancora a disposizione e comunque è necessario farlo, si prenda cura di questa informazione. Di chi fidarsi? Non posso fidarmi del primo che passa, non posso fidarmi di quello che mi alza di più la voce, ovvero che utilizza sistemi di marketing al limite, possiamo dire così, tra il lecito e l'illecito, ovvero tra quello che è permesso naturalmente dalle norme, dalla legge e anche permesso da... La famosa pubblicità ingannevole. In alcuni casi, se non è magari legalmente ingannevole, poco ci manca. Un confine sfrangiato, quindi diventa complicato. E diventa ingannevole nel momento in cui comunque l'onere della scelta poi mi appartiene e io non ho gli strumenti per poter scegliere, o mi lascio appunto ingannare per un meccanismo anche non sempre colposo esterno, dal fatto che se mi dicono 30% di sconto ma non so su quale margine questo 30% funzioni, ecco che è un'informazione che mi autoinganna e il decisore fa fatica a scegliere di suo. Abbiamo sentito quest'anno, sono stati i calcoli che sono stati fatti su questi 17 milioni di italiani che continueranno come dei criceti sulle ruote a cercare ogni 2 mesi, che ne so, ogni 3 mesi l'offerta migliore, poi succederà con le compagnie telefoniche, mezzi contratti qua, mezzi contratti là, non mi ha pagato, cioè anche noi dobbiamo avere un codice dei consumatori un po' più tutelato in questa materia. Sicuramente anche perché questo ci permette di incrociare 2 dinamiche fondamentali quando in quanto consumatore dobbiamo avvicinarci a una scelta. Uno è la scelta stessa, quindi il processo decisionale, l'altro è il processo valutativo. Se io devo valutare all'interno di un insieme informativo talmente vasto e confuso, o sono molto bravo, quindi mi prendo carico
no? Anche dal punto di vista ma quando mai un razionale. italiano legge le istruzioni? Quando mai? Ma qualcuno... Ha visto che anche le compagnie telefoniche mettono nel telefono due cose, il resto... quando mai? Qualcuno in modo provocatorio ha detto: se dovessimo leggere tutti i contratti, quindi tutte le pagine di contratto prima di firmare qualsiasi atto, no, decisionale, passeremo la nostra vita a leggere contratti e non avremo neanche il tempo di firmare. Quindi... pensa un po'. Ecco, questa è... allora io prendo però giusto, bisogna leggerle. Sì, è che bisogna capire cosa ti stanno scrivendo, perché poi c'è un burocratesimo legalese nei contratti, ce lo dirà anche Caldà, che diventa difficile. Per quello è importante avere qualcuno che ci metta la faccia e che non consideri poi il consumatore un consumatore telematico. Prendo la telefonata. Pronto? Buongiorno, non voglio proteste. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Giuliana di Feltre. Volevo chiedere al dottor Caldassa un consiglio. Secondo lei è meglio aspettare il termine che scade il mercato tutelato o avvantaggiarsi prima e cominciare a scegliere questo gestore? Quindi lei dice: aspetto fino alla fine a vedere se mi rimandano un altro annetto, sto dove sto, oppure dice faccio la scelta adesso? È preoccupata? Preoccupata è una parola grossa, però non vorrei trovarmi all'ultimo momento a dover fare una scelta affrettata. Vabbè. Allora, signora Giuliana Di Feltri, le faccio dare una risposta subito dopo, quando ha parlato Lino Bertè, che non succeda come gli italiani che pregano di vincere una partita ai rigori, perché noi siamo un po' anche questo, no? E gli italiani hanno un po' questa sindrome. Senta, Lino Bertè, allora qua, sto condominio, no? C'è l'aumento dell'IVA, le utenze, chi le paga e chi non le paga, e se si litiga perché io non voglio quel fornitore, saranno interessanti le assemblee di condominio a quel punto, Sicuramente, ecco, il primo aspetto è proprio quello che è successo quest'anno con l'aumento dell'IVA sulle bollette dei consumi condominiali. È stato poi un intervento fatto in sordina con una semplice circolare dell'Agenzia delle Entrate che ha portato dal 10 al 22% l'IVA sulle bollette condominiali, giustificando che tra le righe c'è la giustificazione, ma il condominio potrebbe diventare un commerciale per certi aspetti. Allora, voglio dire, se noi facciamo distinzione tra quelli che sono i condomini residenziali da quelli che sono i condomini commerciali, allora ci sta, ma mettere tutto nello stesso caldierone, cioè dire che anche quelli residenziali potrebbero avere un qualcosa, diventa difficile, ecco, perché se io pago, perché il problema è anche questo, la bolletta condominiale non ha un recupero IVA come hanno i commerciali, quindi il condominio, nelle parti condominiali deve essere trattato... Lei dice ci voleva una cedolare secca, tra virgolette? No, ma dovrebbe essere trattato come le bollette sugli appartamenti che hanno, fino adesso, hanno sempre avuto l'IVA agevolata del 10%, quindi non si capisce il motivo per cui si sia tout court più che raddoppiato l'IVA. Forse per raccogliere fondi, come Caldi, noi non siamo il Mago Hotel, ma non abbiamo però voglio dire, non è giustificato. È giustificato. Questo è il primo aspetto, che poi tra l'altro appunto i condomini si accorgono quando tu chiudi il bilancio di questi aumenti che appunto non sono stati pubblicizzati. E allora con questa questione poi invece del passaggio come vi confronterete? Perché poi ognuno dirà ma la mia è meglio, la tua è meglio, anche lì? Sì, è chiaro che la scelta è del singolo, quindi non è che deve essere un'assemblea a decidere il cambio di utenza, però è chiaro che in previsione appunto della scadenza ti chiedono in assemblea, magari c'è il dibattito un attimino per capire a chi affidarsi. E il primo aspetto che è emerso, quello che abbiamo già affrontato prima, quello di questi percentuali di sconto assurde, che quindi poi devi spiegare, guardate che lo sconto è sulla materia prima, non è sul resto, perché non può essere sul resto, perché il resto è comunque fisso, e quindi già dare queste indicazioni aiuta poi a fare una scelta, perché è chiaro che se di fatto
la differenza sì, è sul famoso 40%, scegli una cosa piuttosto che l'altra, magari lo scegli proprio perché conosci, perché hai un rapporto preferenziale. Sì. Bisogna metterci la faccia, allora, Caldara. Diamo una risposta a questa signora di Feltri, intanto che gli è venuto, si è posta anche quella una trasmissione, il quesito, faccio un cambio immediato, guardo cosa offre il mercato, aspetto, poi fanno un'altra proroga, come hanno fatto poi negli altri paesi europei, perché insomma è difficile capire, fare previsioni. Sì, allora purtroppo noi in questo momento non siamo in condizione di conoscere esattamente se ci sarà un'altra proroga, quello che succederà, però riflettendo io dico questo, c'è anche un po' di incertezza per coloro i quali non opteranno una scelta, nel senso che ad oggi manca ancora un decreto attuativo e la conseguente delibera dell'autorità che ci dice cosa succederà a coloro i quali non sceglieranno dopo il 1° di gennaio 2020. Perciò io dico, ad oggi non so se ci sarà una proroga, ma siccome non so neanche come verranno trattati coloro i quali la scelta non la faranno, a questo punto mi verrebbe quasi da dire che forse è meglio cominciare ad affacciarsi sul mercato e dice che le possa arrivare una sanzione. E trovare qualcuno. No, questo la sanzione no, però diciamo che l'ipotesi più accreditata è che subentri un servizio di ultima istanza, perciò un servizio che in teoria dovrebbe essere costruito su base d'asta, perciò l'acquirente unico deve indire un'asta, qualcuno si aggiudicherà il servizio di questa ultima istanza, che però per esperienza i servizi di ultima istanza contengono un delta economico abbastanza consistente, perciò tipicamente non è una tariffa conveniente quella di ultima istanza. Per questo motivo mi sento di dire alla signora che comincia a guardarsi attorno, guardi soprattutto, come dicevamo, anche la questione del front office, cioè il fatto che tu possa parlare con qualcuno e non con un'odiosa segreteria telefonica o con un online che dopo un po' butti via il PC e lo butti dalla finestra. No, sì, e poi dopo si arrabbia l'amministratore. E comunque mi sento anche di dire questo, gli operatori hanno un codice di condotta commerciale che devono rispettare, perciò voglio dire, al di là delle offerte di chi può fare un'offerta ingannevole piuttosto di, che ne so, di pratiche scorrette, il codice di condotta commerciale deve essere rispettato. Agli utenti dico, ricordatevi che avete 14 giorni come diritto di ripensamento, perciò voglio dire, può succedere che ti è arrivata la telefonata, credevi una cosa, era un'altra, voglio dire, entro 14 giorni possiamo rimediare. Questo è, però l'importante è informarsi, poi ci racconterà, come fate anche voi, il fatto di comunque avere i vostri agenti, di avere una persona che risponde sempre sul territorio, cioè qualcuno che dia una risposta. Vi ricordo che prima della liberalizzazione, e quindi ancora attualmente, i passaggi sono gestione, trasmissione, distribuzione e vendita. E questi sono, vi ricordo, un monopolio di Enel ed Eni per quanto riguarda in questo caso chiaramente la fornitura di energia elettrica, e a questi tre si sono aggiunti due fasi, si aggiungono la vendita all'ingrosso e la vendita al dettaglio. Bisogna ricordarsi che trasporto e distribuzione sono ancora monopolio naturale, che non vi vengano a raccontare storie che trasporto e distribuzione vi facciano lo sconto, per questo va detto. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego. Senta, volevo chiedere, come mai si paga la bolletta delle scale, il consumo delle scale così alta rispetto all'interno degli appartamenti? Quanto paga, signora? Mi faccio gli affari suoi. Paga troppo? No, è dai 55 ai 60. Al mese? È sempre andata aumentando, siamo in 6, ma si paga più della luce scale che dell'appartamento. Cioè lei quindi alla fine dell'anno ha un 700 euro, diciamo, di spese condominiali, diciamo, di scale, queste cose qui, solo di bolletta intendo? Sì? No, la bolletta mi arriva ogni 2 mesi normale, come quella dell'appartamento. Ma una volta si pagava, è proprio il costo del consumo delle scale del condominio che è diverso Sì, ce l'aveva appena detto infatti il presidente di ANACI del Veneto Lino Bertielli. Insomma, lei dice come mai? Allora le faccio dare la risposta e poi andiamo in pubblicità, Caldara e dopo come volete. Sì, diciamo che bisogna tenere conto che l'onere di sistema e quindi la quota fissa è aumentata per le spese per i condominiali, è aumentata nel 2018. Sì.
Quest'anno, appunto, come dicevo prima, si è ulteriormente aggiunta l'IVA, quindi chiaramente se facciamo un rapporto tra la bolletta delle scale e la bolletta della famiglia, la differenza è sostanziale. Allora, ha capito signora, bisogna fare una classe. No, perché era lontano. Praticamente, facciamola così, lo Stato italiano ha deciso che la bolletta, cioè che i soldi che lei spende per l'energia elettrica delle scale, in tutti i condomini, abbia l'IVA al 22% e non più l'IVA, diciamo, agevolata, controllata, come è sempre stato per la luce e per il gas. Insomma, mettiamoci insieme, andiamo a muovere le campane sotto magari qualche palazzo. E grazie per averci chiamato. 049 49 06 054, poi gli oneri di sistema, quelli rimangono. Giusto, Caldara? Assolutamente, purtroppo è così. Sì, però sono più alti quelli chiaro, perché rispetto a quello prima. Sì, l'uso scale è un uso altri usi, l'uso domestico ha un'aliquota di oneri di sistema decisamente più bassa. Poi dopo bisogna anche fare chiarezza al consumatore che non riesce mai a capire quanto ha cucinato, quanto consuma di gas per riscaldarsi, perché anche lì c'è sulla bolletta è tutto un bel pasticcio. 049 49 06 054, c'è un quadro molto bello, professor Bustreo, che è di Fuseli, un autore tedesco, che in questo quadro c'è una persona, insomma, che sta sognando e c'è un mostro, e vi dice che il sonno della ragione genera mostri. Ne abbiamo qua di mostri, voglio dire, che si inventano cose. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui, siamo tornati con la diretta 049 49 06 054. Allora, io mi ponevo un quesito durante la pubblicità, hanno chiamato solo donne. Professore, questo ci fa riflettere su chi poi in casa qua comanda o decide il fornitore. Ecco qua, prendiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono Letizia, chiamo da Treviso. Buongiorno Letizia. Io volevo fare una domanda, siccome ci sono veramente tante offerte, tantissimi fornitori, io come faccio a scegliere il fornitore più adatto? Anche perché sono sincera, non mi piace star via, smanettare su internet, cercare l'offerta migliore. E un'altra cosa, siccome io sono con Enel da sempre, non è che se cambio dopo rimango senza corrente? Oddio, cioè dice la punizione, punish, come dicono gli inglesi. Allora, signora Letizia da Treviso, che ci porta anche Grazia con questo nome, 049 49 06 050, io le faccio una risposta da Caldar, intanto un'altra donna, professore, ecco, volevo sottolineare. Allora, qui la signora dice, intanto sono pigro, non sono smanettone, non è che tutti hanno voglia o hanno il tempo di stare lì. Come fa ad orientarsi? E poi ha paura che se dice, non so, vado con questa azienda piuttosto che l'altra, domani l'Enel arriva tipo, ha capito, rivoluzione francese, e taglia tutto. Ma allora intanto tranquillizziamo Letizia. La guardi bene lì, Letizia. Letizia può rimanere Letizia perché tecnicamente non cambia niente, nel senso che nessuno toccherà mai il suo contatore, nessuno interromperà mai la fornitura. I passaggi tra un fornitore e l'altro, oltre ad essere completamente gratuiti, non invadono quella che è la parte tecnica, perciò non toccano la fornitura. Secondo me la signora Letizia ha paura perché tutti noi memori del fatto che sei cambiato compagnia telefonica, il telefono ti sta muto per un giorno, anche questo, come magari la gente ha paura, diceva come se ho fatto il telefono, sono stata senza telefonare 2 giorni per italiano. Sì, cioè, può essere questo dubbio. Certo, no, il dubbio è comprensibile e direi anche che rischiare di rimanere senza energia a casa non è una prospettiva così felice, perciò sfattiamo questo mito, non c'è nessun problema, nessuno, la fornitura è continua e viene garantita. Certo che la domanda, come scegliere, voglio dire... allora, per esempio, voi avete, quante persone avete che ci sono fisicamente sul territorio con le quali si può parlare? Noi penso che in Veneto avremo un centinaio di persone, perciò voglio dire la Regione Veneto è coperta in maniera veramente, voglio dire, credo ogni frazione cioè siete capillari, sia capillarmente coperta. Probabilmente è un po' questo che posso dire a Letizia, comprendo anche che cioè che non tutti abbiano la pazienza di andare in internet e cominciare a comparare offerte, anche perché poi dietro i compara offerte
c'è anche qualcuno che le offerte le ha inserite, magari ha messo dei servizi aggiuntivi che nel prezzo ovviamente non si vedono, ma che poi vengono posti come condizio sine qua non al momento della stipula, cioè è una giungla. È una giungla, ma siccome non è una cosa gioiosa come quando compari un viaggio, è un'utenza che devi pagare, forse la gente già gli viene un po' mal di stomaco all'idea. No, ma infatti noi non siamo qui per far venire i mal di pancia. No, per fare un po' di chiarezza in questa giungla. Esatto, siamo qui solo per fare un po' di chiarezza. Caldare, metterci la faccia. Quindi direi qualcuno che ci sia sul territorio. Quindi andate a vedere che ci sia per che abbia un minimo cioè che abbia una reputazione, nel senso che io direi oggi mi affido a qualcuno che sia conosciuto, che abbia una buona reputazione, che mi offra un referente in carne ed ossa che ai miei bisogni possa rispondere e che non sparisca un minuto dopo visto a casa per la firmetta, voglio dire, perciò questo mi sento di dire a Letizia. Questi sono i parametri. Allora, signora Letizia, presenza sul territorio, quello che chiamano front office, cioè metterci la faccetta. E soprattutto fare attenzione che l'azienda non sia nata come un fungo dall'oggi al domani, ma che sia strutturata e consolidata, che magari poi non vi venda a qualcun altro, perché anche quello è un bel rischio. Pronto, buongiorno, poi vengo a questo libro che buongiorno. Buongiorno, altra donna. Pronto? Buongiorno, senta, io mi chiamo Ingrid e sono una persona che non mi ritengo proprio ignorante, però sono anziana. E mio marito mi aveva accennato che bisogna cambiare, cioè stare attenti, bisogna cambiare queste utenze. No, i contatori no. No, io sono vecchia, ho 74 anni. No, signora, guarda che non è come vecchia, 74 anni, no. Sono vecchia perché ho lavorato una vita tanto, sono nonna, sono con tanti pensieri, lasciamo perdere. Allora io le chiedo ai signori e ai suoi ospiti e cosa dovrei fare io, per esempio, perché io quando mi chiamano al telefono, signora facciamo così, cambiamo... Io non mi fido, io sono una persona malfidente, non mi fido di nessuno. Mio papà mi diceva sempre non fidarsi di nessuno, e anche di tuo padre, quasi. Neanche di suo marito perché non ci credeva, vedo. La signora neanche di suo marito si fidava del marito. Allora, mi ascolti bene, volevo una risposta dal suo ospite. Io come mi devo comportare, che siamo due persone anziane? Allora, non sento male quello che lei mi dice. Non abbiamo parlato. Allora signora, facciamo così, se lei riattacca il telefono io le faccio dare una risposta. Io sono anziana e mio marito ha 80 anni, come facciamo noi sapere cosa dobbiamo fare? Io vorrei stare con tutti quelli che avevo prima, luce, acqua e gas, perché mi rompe cambiare, mi rompe che mi imbroglino, mi rompe tante cose ormai, ha capito? Mi dica il suo signore che mi dia una signora, però lei ha detto che è anziana ma bella forte, bella, non si fidava neanche del marito. Allora, senta signora, prima faccio parlare il professore, poi torniamo da Caldara. Allora, non mi fido, non ho fiducia, penso che mi imbroglino e non è facile da gestire. Non è facile, anche lì per dare un messaggio positivo, perché evidentemente siamo qui per fare questo e per dare supporto anche a queste difficoltà che i consumatori a diverse età, in diverse condizioni si trovano. Ricordiamo che per avere fiducia è bene essere informati. C'è la fatica di informarsi e la fatica di informarsi viene anche dal fatto che si vive in un contesto dove la diffidenza la fa un po' da padrona, no? Per esperienze, per condizioni magari vissute dal vicino di casa, dall'amico, dal parente. Perché è cambiata molto la dinamica sociale anche, quindi. C'è una dinamica sociale che è cambiata. Più la chiave, no? No, esatto, c'è una richiesta appunto di sicurezza che viene un po' promossa, forse esageratamente, e un po' richiesta dal punto di vista del privato, cioè del consumatore che deve fare queste scelte, è un'esigenza che lo fa stare in una condizione di benessere. Ecco perché molte volte non si fanno scelte, si decide di non decidere, no? Quel 50% che non ha ancora fatto un cambiamento, perché si fa fatica a decidere. Nella non decisione magari vieni preso e venduto in blocco a qualcun altro. La non decisione è comunque una scelta che lavora più su leve inconsapevoli o di routine. Mi è sempre andata bene così, perché adesso devo cambiare? È che il mondo, il sistema esterno sta cambiando e è importante. Dice, siamo un po' anziani, professore, quindi c'è anche la fatica. No? Non dimentichiamo che non dobbiamo essere o fare le cose da soli, non dobbiamo stare da soli. È vero che in Italia abbiamo
forse una non immediata referenza davanti a noi, che è quella delle associazioni di consumatori, ma già un'associazione di consumatori può dare strumenti, patronato, qualcuno. Un patronato, sì. il consiglio di quartiere, voglio dire, ci sono anche luoghi a diverse distanze, no? Sì. Rispetto ai propri componenti, che possono fornire strumenti e persone in aiuto. E poi, alle visto scelte. che la signora, suppongo io, fa tanto nonna sitter a questi nipotini, figli che vadano ad informarsi. Caldà, rapido alla telefonata della signora che ci ha chiamato, perché ne ho subito un'altra. Mi dicono, allora questa signora dice: preferirò stare dove sto. Fa bene o fa male? Attenzione signora, la signora nonna. Purtroppo non è così, nel senso che la legge sulla concorrenza ci implicherà di fare una scelta e anche la signora verrà messa in condizione di farla. Tra l'altro la signora non è per niente ignorante, non è per niente sprovveduta, ha semplicemente messo in evidenza che tutti gli strumenti che l'Authority ha messo a disposizione degli utenti soddisfano solo una quota, solo una parte degli utenti, e di questi 17 milioni invece c'è una gran parte, come questa signora, che non ha informazione in questo senso. Diciamo che anche il web, il sito dell'Authority è abbastanza complicato e, certo. E quando trovi delle notizie dici: ma saranno proprio anche queste vere? Io devo prendere la telefonata, anche perché, come ci ha ricordato Boris Caldara, può anche essere che vi prendano e vi spacchettino da qualcun altro con sede da qualche altra parte, vi ritrovate magari un fornitore della Sardegna piuttosto che... Chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa? Pronto? Buongiorno. Voglio un uomo adesso. Pronto? Pronto? Ciao la signora, un signore? C'è la telefonata? Sappiamo. Pronto? No? Sì, è indeciso. Boh, vabbè, se ci ripensa, 049 49 06 054, io devo andare in pubblicità, rientriamo, lei mi spiegherà questo libro, La terza faccia della moneta. Ci piacerebbe tanto anche a noi avere una moneta con tre facce e dire ci sono tre facce. Diciamo, mi piacerebbe anche avere l'euro di carta, ma sono desideri un po' vani. 049 49 06 054, rientriamo con La terza faccia della moneta del professor Bustreo. Massimo Bustreo, a dopo. Eccoci qui, siamo ritornati con la diretta 049 49 06 054. Chi ci sta chiamando? Non lo so. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono la signora Danila. Prego. Non è la prima volta che vi sto chiamando. Sto guardando il discorso bollette, come tutelare i consumatori, giusto? Certo. Ecco, io vorrei dire a quei tre signori là, che sono un po' tranquillamente seduti, piuttosto di fare un po' di teatro, facessero le cose serie come fanno in Svizzera e in Germania, controllano un po' più da vicino e fanno meno televisione. Sarebbe un po' meglio, per il semplice fatto che io su una bolletta del mese scorso mi sono trovata 132 euro di cavolate, non di consumo, perché il consumo... Ma che cos'era, signora Danila, che cos'era? Non stia buona, perché... No, ma se mi dice era il gas, era l'energia elettrica, che bolletta era? Era la bolletta del gas. Il gas. Ascotrade, ecco, mettono su di quelle voci che io mi chiedo, e non è la prima volta che vi telefono per questo, mi chiedo se il gas lo portano con il secchio a spalle come facevano una volta. È una cosa tremenda, perché quei tre signori là sono là tranquilli, fanno un po' di teatro, ma no, piuttosto di star seduti là, dovessero stare in ufficio e lavorassero sempre. E invece, signora Danila, per fortuna che ci sono questi tre signori che ci mettono la faccia, perché sennò trovo bollette con la sorpresa. Tutti ci mettono non è vero. Stia tranquilla, perché... Signora Danila, porti pazienza, sono nell'ultimo blocco delle telefonate. Tutti i giorni. Bene. Io la controllo tutti i giorni, stia tranquilla. Va bene, grazie allora, questa secchiata No, grazie, non dica grazie. No, il discorso è questo. Dovrebbe essere la cosa
per i consumatori una cosa un po' più seria e non fare audience o televisione come stanno facendo qui tra di noi. Va bene, allora grazie per intanto averci chiamato, poi diamo una risposta anche a questa signora, 132 euro per la bolletta del gas. Allora, anche qui c'è la terza faccia della moneta, la gente è un po' stanca, no? Voglio dire, è emotivamente scossa e quindi si arrabbia, e quando non si arrabbia insomma, può uscire anche un po' di tutto. Io le rendo intanto questa pietra miliare. Allora, che argomento affronta? Allora, appunto la terza faccia della moneta è quello che sta al di là di uno strumento di pagamento, che è anche quello che è rappresentato dai valori di costo che ci sono in una bolletta e dall'identità nominale, dal valore nominale che c'è sulla moneta stessa. Qual è la terza faccia? Non è solo il bordo, che tecnicamente i numismatici ci dicono si chiama terza faccia, ma è l'aspetto relazionale. Il denaro è uno strumento di relazione, naturalmente è una relazione che può portare a intensità emotive come quelle che abbiamo appena verificato, con il fatto che se sono arrabbiati. Sì, sono arrabbiato, se io reputo che questo costo sia eccessivo o non capisco a che cosa corrisponda questo valore, no, questi euro, ecco che mi arrabbio e sono nel lecito ad arrabbiarmi. Ritorniamo all'importanza di dover sapere a che cosa corrisponde, di avere una relazione anche etica con il fornitore o l'interlocutore che ci fa pagare questo costo. Quindi per la questione servizio. etica che ricordava la signora, perché dice come portate il gas con le secchiate, con le Sicuramente, bisacce. e se le secchiate non sono secchiate ma sono servizi o non richiesti o richiesti ma non compresi o appunto confusi all'interno di un insieme di codicilli, indicazioni e piccole righe che ci dicono a che cosa corrisponde quel valore, la reazione naturale e non biasimevole è quella di essere arrabbiati, di lavorare sull'emotività. Il problema è che l'emotività non deve guidarci poi nelle scelte conseguenti, perché sennò rischiamo di essere insoddisfatti, di rimpiangere le scelte che abbiamo fatto nel momento in cui capiamo che non sono quelle più opportune. Ci vuole un percorso di Bisogna insomma mettersi lì, chiedere aiuto, trovare gli strumenti giusti, comparare, informarsi, scegliere società che sono strutturate, non che sono nate ieri, che possibilmente ci mettano la faccia, che abbiano anche una valenza capillare sul territorio. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Oh, un uomo, finalmente. Eccoci. Allora, vorrei un'informazione che riguarda la scadenza dei contratti in essere. Cioè, voglio dire che dal 1 gennaio ho sentito dire che finiscono i contratti in essere e si ritorna al vecchio sistema. Però un po' più di chiarezza su questa cosa, perché siamo bombardati da questo. Cioè lei dice che quando le scadrà i contratti naturali che lei ha stipulato, lei è preoccupato dal 1 gennaio, torno col vecchio. Non è così, è il vecchio che le dice ciao, attenzione. Ecco, le faccio dare una risposta, Caldar. Sì, allora, alla signora di prima che era molto arrabbiata, ci arrivate col secchiate. No, Danila è comprensibile che sia arrabbiata, poi la voglio rassicurare sul fatto che è la prima volta che vengo in televisione e tipicamente il tempo lo passo in ufficio, tant'è che mia moglie mi dice sempre che lavoro troppo. Però al netto di questo, sì, Danila è arrabbiata sulle cretinate che ci sono in bolletta. Probabilmente nella bolletta di Danila non sono cretinate, ma sono componenti che sono previste dall'autorità, perciò non possiamo farci niente, però possiamo spiegarle, questo possiamo fare. Per rispondere invece questo signore, perché qua è un'idea un po' confusa. Sì, e anche qui abbiamo un altro esempio, cioè ci regala un altro contributo che conferma che l'informazione oggi non è così chiara. Allora, questo signore posso dire che stia tranquillo perché dal 1 gennaio non succede niente. Eventualmente il passaggio è dal 1 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe. Ma la cosa sostanziale è che non è che si torna al vecchio sistema. Se uno era nel vecchio sistema deve passare al nuovo, se vogliamo identificare il vecchio sistema con tutela e il nuovo con mercato libero. Se invece lui è già nel mercato libero, rimane dov'è e non è, diciamo, interessato dal cambiamento. Allora, una cosa importante, poi adesso vengo da Bertin, il bonus sociale.
Allora, il bonus sociale è una cosa importante. Cosa è emerso dalla recente relazione dell'autorità? È emerso un dato interessante, ovvero solo il 36% degli aventi diritto al bonus sociale lo hanno richiesto. Cosa significa? Significa che in Italia ci sono molte famiglie che si trovano o in disagio economico perché hanno un reddito sotto una certa soglia, o hanno delle famiglie numerose con un reddito non adeguato, o altri che utilizzano delle apparecchiature elettromedicali per questioni di problemi di salute. Tutte queste persone che hanno diritto ad uno sconto in bolletta, ok? Questo sconto non possono purtroppo chiederlo direttamente al fornitore, devono avere la documentazione, cioè l'ISEE, e recarsi in comune. Degli aventi diritto. Sì. Degli aventi diritto. Perciò ricordo chi utilizza apparecchiature elettromedicali e chi ha una soglia di reddito familiare o sotto gli 8.100 rotti euro, o famiglie con più di 3 figli con un reddito familiare inferiore ai 20.000 euro. E questa è un'informazione, quindi avete capito, c'è anche una modalità attraverso la quale si possa risparmiare. Lino Bertini, io devo andare in chiusura, però c'è anche tutto il problema della gente che magari si pone ed è il riscaldamento, ad esempio. Anche lì come sarà gestito? Perché il condominio dovrà fare anche una scelta, perché se il riscaldamento non è autonomo, ad esempio, anche lì come... il riscaldamento sappiamo che è quello che è centralizzato già fino all'anno scorso. Ci sono stati gli interventi di modifica, le valvole, le famose valvole, le famose contacalorie, eccetera. Quindi per quanto riguarda la fornitura della materia prima non c'è nulla di cambiamento sul mercato. E si tratta solo di capire, anche lì, siccome il mercato è libero sulla fornitura di metano, capire quali sono effettivamente quali sono quelli più vantaggiosi, perché ecco, a livello di fornitura di metano la quota di energia è più alta di quella dell'energia elettrica, la quota di materia prima, perché si arriva fino al 50% grosso modo. Quindi ecco, lo sconto magari è più evidente, è più sostanzioso, anche perché poi gli importi delle bollette del metano non sono come quelle dell'energia, sono corpose, e quindi ecco, anche là fare una scelta oculata del fornitore è essenziale. Allora, avete capito? Allora, prima di tutto ci vogliono le aziende che siano radicate nel territorio, ci vuole anche l'importanza che qualcuno ci metta la faccia e non si prenda a parole, e il fatto di poter parlare anche con qualcuno, perché la sensazione anche nostra, professore, è di essere praticamente dei numeri e di essere dei consumatori telematici ai quali portare anche tutto sommato poco rispetto, no? Perché alla fine ha un po' questa sensazione e la gente si arrabbia. Allora, speriamo di aver fatto un po' più di informazione, di avervi chiarito le idee. Bisogna fare un cambiamento, bisogna un po' studiare, un pochetto, o se no farci aiutare. Io ringrazio davvero molto tutti coloro che hanno chiamato, chi ci guarda in replica e chi ci ha seguito in diretta. Ringrazio Boris Caldari, imprenditore, per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio davvero molto il professor Massimo Bustreo, psicologo dei consumi. Grazie a voi. E davvero molto grazie al presidente di ANACI del Veneto, Lino Bertino. Ore 13, torna domani. Arrivederci.